Buonasera da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Sopralluogo del ministro alla protezione civile Musumeci nelle zone colpite dal ciclone Harry. Da Santa Teresa di Riva e Catania ha annunciato che proporrà la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. I sindaci, dice, potranno operare in deroga. Schifani intanto comunica la stima dei danni per 740 milioni di euro. Intanto a Catania si lavora tra la devastazione dei lidi della playa distrutti, ruspe in azione al viale Kennedy invaso dalla sabbia trascinata dal mare e dal vento, soliti allagamenti alla zona industriale, da Messina a Siracusa spazzati via pezzi di costa e locali commerciali. Caltanissetta ha iniziati gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta per corruzione sull'assegnazione di fondi per gli spettacoli. Il deputato regionale di Forza Italia Mancuso coinvolto dice: risponderò e farò chiarezza. La Cassazione ha annullato la sentenza d'appello nei confronti di Lorena Lancieri, una delle amanti di Messina Denaro, bocciata l'accusa di favoreggiamento e processo rinviato. Diventa definitiva la condanna del marito, Emanuele Bonafede, a 4 anni e 4 mesi. Calcio, il Palermo, squadra in campo che prepara la sfida di sabato al Braglia contro il Modena sul fronte mercato. Il direttore sportivo Carlo Osti lavora per tesserare Dennis Janssen. Serie C, il Catania ufficializza Miceli e Ponsi, l'ex difensore del Monopoli esordirà domenica al Massimino contro il Cosenza. Bentrovati, oggi il ministro alla protezione civile Nello Musumeci si è recato in quelli che sono stati i luoghi più colpiti dal ciclone Harry. Prima ha visitato nel messinese Santa Teresa di Riva, poi si è recato a Catania e ha annunciato che proporrà la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Ha detto: bisogna ricostruire, pensando che potrebbe esserci una replica. Lorena Dolci. Fa rabbia in generale, so quello che è accaduto in Calabria, in Sardegna, fa rabbia nella mia terra in modo particolare. Il problema, sapete qual è? È che fra qualche giorno avremo dimenticato. È la rabbia di un siciliano di fronte al disastro lungo le coste dell'isola. Il primo sopralluogo del ministro della protezione civile è a Santa Teresa di Riva, uno fra i comuni messinesi più devastati dalla mareggiata. Poco dopo è a lungomare di Ognina, al porticciolo di San Giovanni Licuti a Catania. Musumeci annuncia che nel prossimo Consiglio dei Ministri chiederà lo stato di emergenza nazionale. Se il tutto può avvenire nello spazio di 3-4 giorni, ma intanto i sindaci, se vogliono, e già alcuni lo stanno facendo, possono benissimo lavorare per rimuovere macerie, per ripristinare la viabilità essenziale. Intanto bisogna capire quante sono le attività danneggiate, quali quelle coperte da assicurazione. Ricordo che da qualche mese in Italia l'assicurazione contro le catastrofi è obbligatoria. Si pensa dunque alla ricostruzione, considerando che eventi simili non sono più eccezionali. Se si ricostruisce, si deve ricostruire pensando che possa esserci una replica fra 10, 20, 50 anni, ma occorre ricostruire con una nuova pianificazione urbanistica e soprattutto, per quello che dicono gli scienziati, che fra 70-80 anni una parte delle coste italiane saranno ricoperte dal mare. A gestire la pianificazione sarà un commissario straordinario, come previsto dalla legge, che dovrà individuare le priorità. Qui la Sicilia ha avuto dei danni importanti sulla viabilità costiera, sulle infrastrutture ferroviarie. Dato da sottolineare è l'assenza di vittime, segnale che il sistema di prevenzione ha funzionato. Con la prevenzione, con 3 miliardi, potremmo davvero evitare tanti rischi, tanti danni, anche umani. Intanto alla Regione il Presidente Schifani ha comunicato che lo stato di emergenza regionale è già stato dichiarato e lo stato di calamità è stato chiesto a Roma. La Giunta si muove per affrontare le conseguenze del ciclone, di un evento senza precedenti, e appunto fa anche una stima dei danni. Maglio Viola.
Oltre 741 milioni di euro di danni e la stima è destinata a salire per effetto della quantificazione dei ristori che sarà necessario erogare alle attività danneggiate o paralizzate da quel che è successo. A comunicare i primi dati ufficiali è stato il presidente della regione Renato Schifani al termine di una giunta di governo nella quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale e avanzata la richiesta per lo stato di calamità naturale a Roma per quel che è accaduto con il ciclone Harry. La regione ha subito stanziato 70 milioni di euro, 50 dei quali immediatamente disponibili. Sicuramente arriveranno io confido pari importo da parte dello Stato per le prime emergenze, sicuramente vi sarà una grande collaborazione paritaria tra governo regionale e nazionale. Il governo regionale farà di tutto per poter attingere anche al recupero di somme derivanti dal programma di fondi di coesione 14, 20, 21, 27 somme, quindi di pertinenza della regione, quindi non trovo preoccupazioni su una condivisione di individuazione di somme, reperimento di somme. I danni più consistenti sono stimati nel catanese, pari a 244 milioni, poi nel messinese serviranno 203 milioni, nel siracusano altri 160. Questo per affrontare le emergenze, poi si dovrà pensare alla ricostruzione e si potrà farlo grazie a una legge quadro del 2025 con il riconoscimento dello stato di ricostruzione di livello nazionale e la nomina di un commissario straordinario per gli interventi. Il Presidente visiterà i comuni danneggiati. Incontrerò i sindaci, incontrerò naturalmente i titolari dei balneari danneggiati, voglio incontrare anche la gente per far sentire la presenza della regione e rassicurarli. Una cosa è certa, i tempi per il ritorno alla normalità non potranno essere brevi. Adesso vi mostriamo le cartoline, diciamo così, le immagini di una desolazione del lavoro che si sta continuando a fare nei luoghi dove per l'appunto il ciclone ha portato i suoi danni maggiori. A Catania adesso andiamo al Viale Kennedy sul litorale del lungomare della Playa, dove le ruspe sono al lavoro. Sentiamo per noi il servizio della collega Lorena Dolci. Il blocco comincia alla rotatoria della piscina della Playa. Da qui non si può più andare avanti. Guardate la quantità di sabbia che ha portato il mare sul Viale Kennedy. Ci sono praticamente le dune di sabbia. Le ruspe sono al lavoro per rimuovere i quintali di sabbia. In altri punti, invece, gli stabilimenti balneari hanno fatto da barriera a loro spese. Sono arrivata da poco, quindi ancora sto facendo il giro. Comunque è tutto distrutto. Che impressione le fa? Viene da piangere. Il più devastato è l'Alcamar. Raggiungiamo al telefono la titolare Monica Maimone. In 26 anni di attività non è mai accaduta una cosa del genere. Questo è stato un tornado che si è abbattuto sulla nostra struttura, disintegrandola come lei vede. Gli stabilimenti balneari per legge devono distanziarsi 40 metri dalla riva ed è fino a qua che è arrivata la furia del mare, creando questo scalino che prima non c'era. I danni più che altro sono per le basi in autobloccanti che abbiamo messo da poco e che probabilmente non ce ne saranno più. Il danno arriva in un momento critico. Le concessioni scadono nel 2027 e poi andranno all'asta. Ripartirete? Ripartiremo se riusciremo ad avere il sostegno degli enti pubblici, delle amministrazioni, del comune con cui siamo e del governo con cui stiamo cercando di interloquire. Lasciamo la Playa e troviamo la zona industriale di Catania, quasi asciutta dopo gli allagamenti. Qui l'acqua, nelle situazioni come quelle di ieri, arriva qua, a questa altezza, e noi dobbiamo attraversare ogni giorno, circa 1500 persone, questo pezzo per andare in mezzo o andarsi a prendere le macchine al parcheggio, ed è praticamente impossibile. Ieri, per chi doveva raggiungere il posto di lavoro, l'ottava strada si presentava così. Qua nella zona industriale da 30 anni a questa parte, ogni qualvolta piove, per più di 3-4 ore si arriva a questo. Le persone rischiano la vita per venire al lavoro. Dal lungomare sventrato di Catania, le case distrutte ad Acitrezza e Stazzo, si contano i danni, si grida anche al miracolo. Gli abitanti dicono: preghiamo Padre Pio. Tonino De Mana.
Il chiosco piegato su se stesso sul lungomare devastato di Catania. I sommozzatori dentro la casa con vista sui faraglioni ad Acitrezza. La statua di Padre Pio intatta nonostante la distruzione a Stazzo. 3 immagini simbolo e forti lasciate ricordo dal ciclone Harry. Partiamo dal capoluogo etneo dove il mare in tempesta ha reso irriconoscibile anche il borgo marinaro di San Giovanni di Cuti. Sul posto intercettiamo il prefetto Signoriello. Adesso si tratta di fare la conta dei danni e rimboccarsi le maniche e ripartire tutti insieme. Si lecca le ferite a Citrezza, messe in ginocchio dalla furia dei marosi che hanno divorato ogni cosa, in primis le attività commerciali poste ed esposte al mare. Ingenti da quantificare danni, nel frattempo si cerca di salvare il salvabile per recuperare più cose possibili, alcune persino impossibili da prendere, tanto da richiedere l'intervento dei sommozzatori. A terra anche un albero secolare. Scene di devastazione anche a Stazzo, la zona del porto è stata divorata dal mare e non è andata meglio la strada, sventrata e impraticabile, chissà per quanto tempo. C'è chi ha perso tutto. È pena al cuore, no? Sacrifici, anni di sacrifici dei miei genitori che l'hanno fatto con molti sacrifici, purtroppo. Comunque l'importante è che non ci siano stati feriti, morti. È drammatico. Praticamente non abbiamo più case in tanti. Si piange, si impreca e si prega e in molti si fermano davanti alla statua di Padre Pio, circondata dalle macerie, ma rimasta in piedi ed intatta. Le onde non l'hanno colpito, ma questa è una dimostrazione che Padre Pio è potente sulla terra. Nessun morto e nessun ferito. Da queste parti già si grida al miracolo. E purtroppo in molti luoghi colpiti le immagini un po' si assomigliano. Adesso andiamo nella zona balneare di Siracusa, villette distrutte dal mare, sono tante, soltanto nella città aretusea si stimano 35 milioni di euro in danni. Francesco Aloi. Harry è andato via, ma per rialzarsi servirà ancora del tempo. Eccolo il lungomare di Ognina, a Siracusa. Le onde hanno distrutto tutto. Qui siamo proprio a 2 passi dal mare, lo vedete alle nostre spalle, è tutto devastato. Le immagini dicono più di ogni altra parola. In questa villa il mare è entrato fin dentro casa. Il muro di recinzione è buttato giù, come pastafrolla, ma lo scenario è identico in gran parte della strada. C'è chi ha avuto problemi proprio in casa, questo sicuramente. Dipendeva molto dal fondale e dal punto in cui, ovviamente, dall'esposizione. Questo locale è stato quasi spazzato via, ma la furia del mare non è bastata per cancellare la voglia di ripartire. Non è una negligenza nostra, non possiamo farci nulla, è la natura e pertanto si riparte, che dire, come si suol dire, più forti di prima. Qui, come in altre zone della città, manca la luce. Più di 2000 le richieste di intervento ad E-Distribuzione, con i tecnici al lavoro da ore. Vigile del fuoco, buongiorno. Sì, mi dica, che succede? Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco, impegnati ancora sul campo. Stiamo parlando di danni materiali, quindi di danni alle cose, ingenti sicuramente, ma di danni alle cose. In questo contesto non si stanno contando vittime, questo è importante perché è stato fatto un lavoro sinergico fino a partire dalla prevenzione. Intanto dalla Protezione Civile si stimano oltre 35 milioni di euro di danni, soltanto a Siracusa. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, rientreremo andando a Caltanissetta dove sono iniziati gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta per corruzione sull'assegnazione dei fondi per gli spettacoli. A tra poco. Siamo tornati in studio, seconda parte del nostro telegiornale. Sono iniziati a Caltanissetta al Tribunale gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che è relativa appunto all'assegnazione dei fondi per lo spettacolo. Nell'inchiesta, lo ricordiamo, è coinvolto il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso insieme ad altre 4 persone. Ha detto comunque farò chiarezza. Rita Cinardi.
Secondo la procura di Caltanissetta, il deputato di Forza Italia Michele Mancuso, per il quale sono stati chiesti gli arresti domiciliari, avrebbe incassato una tangente da 12.000 euro per favorire un'associazione che avrebbe ottenuto 98.000 euro per organizzare dei concerti. Il denaro sarebbe stato consegnato da Lorenzo Tricoli, ritenuto il braccio destro del deputato, e proprio Tricoli è stato uno dei primi ad arrivare al Palazzo di Giustizia e prima di entrare in aula si è fermato a parlare con i giornalisti. Tricoli ha chiarito la vicenda relativa ad un incontro nello spiazzale dell'Hotel San Michele, dove i due si sarebbero scambiati una busta. Le intercettazioni fanno riferimento a un compleanno dell'onorevole Mancuso dove chiede un regalo in busta. Abbiamo regalato in gruppo un maglione, quindi però dico questi sono pettegolezzi. Nel primo pomeriggio è arrivato anche il deputato di Forza Italia Michele Mancuso, che si è detto sereno. Io sono certo che faremo chiarezza, spero che voi siate solerti pure quando faremo chiarezza. Cosa c'è di vero su questa presunta mazzetta? Assolutamente nulla, ne parleremo con il giudice. Intanto qualche giorno fa, durante le perquisizioni, la polizia avrebbe trovato altri 2.000 euro in contanti sotto il tappetino dell'auto intestata alla moglie del parlamentare con la scritta trasferimento. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un'altra ipotesi di reato legata al trasferimento di sede di un infermiere dell'ASP di Caltanissetta effettivamente avvenuto. Il legale di Mancuso ha già annunciato che il sequestro sarà contestato, sostenendo che sarebbe stato lo stesso indagato ad indicare il denaro agli agenti. La Cassazione annulla la condanna all'amante di Matteo Messina Denaro, a Lorena Lancieri, bocciato il reato di favoreggiamento per la donna. In primo grado era imputata per concorso esterno. Tonino De Mana. La Cassazione ha annullato la sentenza d'appello a carico di Lorena Lancieri, una delle amanti di Matteo Messina Denaro. I giudici di secondo grado, riformando il verdetto del GUP, che aveva ritenuto la donna responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa, comminandole la pena di 13 anni e 4 mesi, l'avevano condannata a 5 anni e 8 mesi per favoreggiamento e procurata in osservanza della pena. Una qualificazione giuridica bocciata dai giudici romani, che hanno rinviato il processo ad un'altra sezione della Corte d'Appello di Palermo perché si pronunci sul punto. Il nuovo giudizio influirà naturalmente sull'ammontare della pena. È passata in giudicato invece la condanna del marito della Lancieri, Emanuele Bonafede, il vivandiere del boss, arrestato per favoreggiamento aggravato e condannato a 4 anni e 4 mesi. L'imputata aveva ammesso la sua relazione con il capo mafia, sostenendo di aver saputo solo in un secondo momento chi fosse veramente quell'uomo. Lancieri, oltre a prendersi cura del padrino di Castelvetrano, ne ha curato per anni la corrispondenza, consentendogli di rimanere in contatto con i familiari ed altri uomini d'onore. A Caltagirone, nel catanese, sono arrivati 5 nuovi magistrati, ma c'è ancora carenza di personale. Salvo Cona. Arrivati i rinforzi al Tribunale di Caltagirone, con gli organici particolarmente in sofferenza dall'ultimo giro di trasferimenti, un problema già segnalato dall'Ordine degli Avvocati, dal Presidente del Tribunale di Caltagirone Vincenzo Panebianco e dal Procuratore della Repubblica di Caltagirone Rosanna Casabona, che ha accolto i 5 nuovi giovani magistrati, tutte donne, in servizio fra il settore giudicante e la Procura della Repubblica. In procura sono arrivate 2 colleghe dalla Toscana e in tribunale 3. Questo fatto è davvero importantissimo per gli uffici giudiziari di Caltagirone, è un po' una boccata d'aria che ci fa ben sperare per il futuro, anche perché sono colleghe di prima nomina, quindi si spera che riescano comunque a stare per qualche anno qui da noi e a consolidare, un lavoro, un'organizzazione che ci consenta di dare maggiori risultati. Però, nonostante i nuovi rinforzi, al Tribunale Calatino tiene ancora a banco la carenza di organico, che attende l'arrivo di altri 4 nuovi magistrati, il che farà tirare un sospiro di sollievo alla giustizia calatina in un momento in cui la penuria di magistrati nei tribunali italiani è un problema cronico e diffuso. E purtroppo questa situazione, aggravata dalla mancanza di personale amministrativo, contribuisce alla ormai ben nota lentezza della giustizia italiana. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi riprenderemo con il calcio, iniziando con il Palermo, con la testa al campo, ma che lavora anche sul mercato.
Passiamo al calcio. Il Palermo su doppio filo: da un lato la preparazione per la partita contro il Modena, dall'altro il mercato con il possibile arrivo di Jansen. Marco Gullà. Se da un lato il Palermo lavora per la partita di sabato al Braia contro il Modena, dall'altro il direttore sportivo Carlo Osti è impegnato nel mercato in entrata. Il club rosanero si avvicina a Dennis Jansen. Dopo la gara contro il Modena, Osti dovrebbe chiudere la trattativa per l'attaccante norvegese, che dovrebbe così essere il secondo rinforzo della campagna acquisti del Palermo, dopo il ritorno di Magnani che ha rescisso il contratto con la Reggiana. Jansen dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo. Sul tavolo ci sarebbero 3 anni e mezzo di contratto, con un'operazione complessiva, ingaggio e cartellino, intorno ai 4 milioni di euro. La cremonese è disposta a cedere il giocatore e si sta già muovendo sul mercato per trovare un sostituto. Si allontana quindi Tramoni del Pisa. Difficile che oltre a Jansen il Palermo possa puntare anche sul trequartista nerazzurro. Sul fronte cessioni, Diakité è ormai vicino alla cessione, su di lui alcuni club di Serie B, ma il maliano potrebbe andare all'estero. Ipotesi cessione in prestito anche per Corona, su di lui Pescara, Reggiana e Juve Stabia. Adesso al Catania. Oggi è il giorno di Miceli, nuovo innesto nella retroguardia, giocherà probabilmente dall'inizio della partita contro il Cosenza. Marco Carli. Difensore e esterno, i colpi già fatti, importanti per il Catania. Miceli, che già si allena in gruppo, così come Ponsi. Sono i 2 giocatori che potranno dare un contributo immediato, soprattutto il primo, complici le assenze di Pieraccini, infortunato alla mano e comunque squalificato, e di Di Gennaro, che è stato operato a Villa Stuart con intervento ottimamente riuscito per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Miceli, 1 anno e mezzo l'accordo con il Catania, rappresenta una garanzia per il reparto arretrato. Nelle ultime 2 stagioni al Monopoli e tanta esperienza nelle difese, fra le altre di Taranto, Turris, Virtus Francavilla e Avellino. Lui giocherà con Allegretto e Celli contro il Cosenza. Ponsi è stato preso per dare un'alternativa di valore sugli esterni, come spiegato dallo stesso Toscano. Sarebbe stato, quello sulle fasce, il primo innesto se non ci fossero stati gli infortuni di Aloi e Cicerelli e poi quello di Di Gennaro. Mancano adesso gli ultimi 2 colpi. Ancora in difesa, proprio a seguito dell'infortunio del centrale titolare. Carnielutti è un profilo che piace, si sta ragionando per trovare la quadra. In mediana i 3 nomi che circolano hanno caratteristiche diverse. Meazzi è un centrocampista d'attacco utilizzato anche come trequartista. Di Noia è un vero mediano completamente diverso da Meazzi, per intenderci. Aua lo si è visto da poco a Catania con la Cavese, ma è indietro nelle preferenze rispetto agli altri 2 o ad altri profili. Questa però del centrocampista è una scelta determinante secondo il club, che vuole provare a non sbagliare e dunque si sta prendendo il tempo che serve per trovare la giusta soluzione. E c'è un'ultima notizia: in queste ore il Catania ha perfezionato l'accordo con il Crotone per il passaggio di Riccardo Carnielutti in rossazzurro. Il difensore si legherebbe al club etneo fino al 2028. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.